Sindaco, il comune di Racalmuto si è dotato di un bilancio di previsione ed è stato anche approvato il piano triennale delle opere pubbliche. Come da lei ribadito, è un bilancio difficile e complicato. Sì, in effetti da un lato siamo certamente soddisfatti per aver approvato l'importante strumento finanziario che, come sapete, è lo strumento che ci permette di operare. Dall'altro dobbiamo dire che onestamente abbiamo avuto delle difficoltà per chiudere questo bilancio, perché come è noto i trasferimenti nazionali, anche quelli regionali, sono sempre più esigui. Quindi non soltanto il comune di Racalmuto, ma tantissimi comuni della Sicilia, ma anche del sud Italia in particolare, soffrono una difficoltà finanziaria di non poco conto. Tant'è che ne ho già parlato con il presidente dell'ANCI Sicilia, l'associazione dei comuni, perché dobbiamo organizzare una commissione per incontrare la regione siciliana e gli assessorati competenti, perché assolutamente è indispensabile un maggiore impinguamento dei trasferimenti per tutti i servizi importanti che il comune deve assicurare, perché la regione da alcuni anni ovviamente delega i comuni ad organizzare alcuni servizi, soprattutto i servizi sociali, ma non dà le necessarie risorse finanziarie. Per cui è un motivo importante di confronto con la regione siciliana. Pur tuttavia era un adempimento obbligatorio e noi siamo riusciti ad approvarlo, e devo ringraziare non soltanto il Consiglio Comunale nella sua interezza, i consiglieri comunali di maggioranza ma anche di opposizione, ma anche i funzionari che con molta disponibilità hanno predisposto gli atti. Priorità di questo bilancio, gli stipendi, le utenze, ma soprattutto i servizi scolastici e quelli sociali. Assolutamente sì, l'ho annunciato in Consiglio Comunale, perché alcune somme sono somme assolutamente necessarie e indispensabili, quali gli stipendi, le utenze e alcuni servizi fissi. E poi con le somme residue abbiamo cercato di privilegiare i servizi sociali, i servizi scolastici e la necessità di venire incontro alle esigenze più impellenti della cittadinanza. Il comune di Racalmuto da qualche settimana ha istituito un numero verde. Vogliamo dire di cosa si tratta? Eh sì, in effetti è il numero verde che per la verità ha subito qualche piccolo ritardo per delle motivazioni tecniche. Adesso è tutto pronto, abbiamo un numero con il quale il cittadino può fare le segnalazioni. Il numero è 800 05 53 31, ripeto 800 05 53 31. Il cittadino può contattare questo numero, lascia nome e cognome e il numero di telefono per essere eventualmente richiamato e fa la sua segnalazione su problemi vari, guasti, disservizi, tutto quello che ritiene opportuno segnalare all'amministrazione comunale ed eventualmente chiedere qualche intervento specifico. Noi saremo ben lieti ovviamente di cercare di venire incontro alle esigenze che ci verranno segnalate. Per concludere questa intervista, Sindaco, manca poco per i festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Monte. Eh sì, in effetti abbiamo già fatto una riunione sia di giunta di maggioranza, coinvolgeremo anche i gruppi consigliari di opposizione, abbiamo già fatto una riunione con il comitato alla presenza dell'arciprete e quindi stiamo predisponendo tutti gli atti per cercare di fare una festa adeguata alle istanze, alle esigenze, alle aspirazioni della popolazione, pur con qualche difficoltà finanziaria di cui parlavo prima, ma certamente assicureremo una bella festa per la nostra patrona.